E come spazi alle nuove rubriche dalla Ioibe Gnovis Palmont. E partito sgnot dentro di nuovi sono nuove rubriche fatte in collaborazione con l'ente Friul Palmont. Ogni Ioibe il nostri telegiornali marilenghe al sarà insiorat con novis dal Mont. Traverse le novità, le interviste ai nostri scorregionai tal forest. La rubriche no dome che di rinforciaci il senso di partignince e di aggregazione dalle diverse comunità di corregionai che vivi in fur dai confini dal Friuli Vignesi e Giulie, ma anche di creare una rete di informazione a dos vis per scambiarsi esperienze l'un con l'altri. L'inserimento dalla rubrica dentro dal telegiornale per Furlan Gnovis al permette di fatta ai furlans che sono stati in Italia e tal foreste, massime alle nuove generazioni, di restare in giornate sui fatti di attualità dalla lortiere di Divinince, di rinforciare il dialogo e il confronto con la comunità regionale, di discuviersi le loro lidris culturali ascoltando tutti i contenuti in marilenghe. I fogolars furlans sparnicciati pai 5 continenti, cosburting a stanus da ur e a mandanus gnovis con le loro attività, avranno anche la possibilità di contare le loro storie ai telespettatori dalla regione e dal forest, di condividere esperienze e buoni pratiche. L'ente Friul Palmont di Bandessò potrà beneficiare di una vetrine per pandi e promuovi tutte le iniziative e i progetti finanziati e tutti in vore coi contributi dalla regione Friul Vignesi e Giulie. Sulle nuove rubriche Gnovis dal Monto sentiamo il presidente dell'ente Friuli Palmont, Loris Basso. Innanzitutto grazie a Telefriuli per Venus mi tutta a disposizione la sua rete, perché come ente Friuli nel mondo sono orgoglioso di rappresentare i furlans che sono sparnizzati in tutto il mondo, in questo particolare momento, le che purtroppo la pandemia non possono vecchie relazioni umane che avevano, ma aveva a disposizione una rete per far conoscere ciò che succede in Friuli, ma soprattutto per far conoscere ciò che succede dai paesi, dai luoghi che sono i nostri furlans in 12 continenti, in quasi 160 città, è importante. E quindi è una doppia via di relazione, come che dici, no? Manda via e fa conoscere su in patria e ricevi i filmati, le notizie, ma anche per noi furlans che si in Friuli sapere ciò che succede in Canada, piuttosto che in Australia, piuttosto che in Sud America, piuttosto che in altri bandi, e vi ho detto che stanno combinando di buon in questi furlans. Quindi di nuovo, grazie a Telefriuli, vi ho detto che una bellissima trasmissione, soprattutto per valorizzare la nostra marilenghe, che è importante e mantenerle vive. Ai 22 di Zenar, la scuola mosaicisti dal Friuli farà feste per 100 anni di vita. Nascude dal 1922 a Spilimberg per inviare i giovani a investirsi dal terracir e dal mosaicista e è diventato un centro di eccellenza, una realtà internazionale per l'alta formazione dall'arte dal mosaico che mette ad un tradizione, artesanalità, creatività e tire arlefs di tutti gli sbandis dal mondo. Riconosciute tutti e tante che una risorsa e un valore per Friuli Vignesi e Giulia, ma anche per l'arte e l'artigianato italiano, la scuola è anche di organizzare per 600 anni una serie di iniziative di grande respiro per tutto il 2022. Si faranno conferenze, esposizioni, rassegne, avvenimenti che chiappino dentro Spilimberg ma non dome. Un calendario unevore sul quale il presidente al consorzio per la scuola mosaicisti dal Friuli, Stefano Lovison, e il direttore Giampiero Brovedani hanno investito energie e che è stato ufficialmente presentato alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un incontro a Palazzo Giustiniani al 30 di novembre del 2021.
Dalla stessa giornata anche il Fogolar Furlan di Roma l'ha voluto ospitare rappresentanze dalla scuola insieme con il presidente dell'ente Friul Palmont, Loris Basso. Fra miece gli appuntamenti preveduti per il 2022 anche la convenzione annuale dai Furlans Palmont programmate ai 29 e 30 di luglio dal 2022 giuste a Spilimberg. E anche per Osgnot alle Dut si torna a vio di domani sera a 9 mancul vince. Mandi.